Solo nella spiaggia di Bibbione ci sono circa 500-600 venditori abusivi. Bibbione, Caorle, Jesolo, più su invece Lignano, Grado, una costa, un problema. Solo nei lidi jesolani l'estate scorsa quasi 118.000 oggetti contraffatti sequestrati, 1.360 i verbali. Prima che finisca l'inverno, ecco i sindaci che stringono una vera e propria alleanza veneto-friulana, mirata a fronteggiare l'ormai immancabile emergenza estiva, quella del commercio ambulante abusivo. Un tavolo riservato tra i sindaci impegnati in questo patto di ferro e un convegno per chiedere al prefetto e quindi al governo maggiori risorse per le forze di polizia, ma anche punizioni più severe per l'esercito di disperati che ogni estate si riversa sulle spiagge adriatiche. Io lancerò la proposta di incidere sulla permanenza in Italia addirittura, perché non è possibile che in Italia si continuino a commettere illeciti e sapere perfettamente che non avranno nessuna conseguenza. Ringrazio e spero che arriviamo anche a un protocollo comune che sottoscriveremo il più in fretta possibile con le due spiagge del Friuli Venezia Giulia, Grado e Lignano. Spero che si allarghi anche all'Emilia Romagna. C'è chi ha già iniziato con un impegno forte, come a Caorle, con un aggiornamento del regolamento di polizia urbana. Le nostre operazioni interforze non avvengono più solo sull'Arenile o nel centro storico o nel lungomare, ma avvengono a monte, quindi negli autobus, nelle piazze, negli appartamenti, nelle auto dove la merce viene stoccata. A Jesolo tutti hanno ancora viva l'immagine della fuga in mare dei Vucumpra in mezzo ai turisti. Secondo un sondaggio su 600 tra residenti e turisti, l'80% approva le azioni di contrasto, il 50% è disturbato dagli ambulanti. I sindaci della Riviera a combattere questo fenomeno stavolta ci provano davvero.